È il replay di una sfida che si è già giocata in eccellenza in Coppa Italia un paio di settimane fa, adesso vale punti pesantissimi per il campionato di eccellenza. Girone A di fronte, ancora una volta, Lascari Cefalù e Don Carlo Misilmeri sul terreno di gioco del comunale Ilardo di Lascari. Le immagini che vi giungono arrivano dalle inquadrature di Pietro Piazza e cerca di partire bene la squadra allenata da Peppe Vigneri, anche se la prima palla gol la crea, la costruisce la Don Carlo Misilmeri con questa chiusura da parte della difesa sui piedi di Lavardera, il quale non calcia bene, non inquadra lo specchio della porta. Risponde dall'altra parte il Lascari Cefalù che conquista un calcio di rigore. E allora la formazione di Vigneri può andare dagli 11 metri con Peppe Fazio. Arriva il fischio dell'arbitro, rincorsa del capitano dell'Lascari Cefalù che spiazza di salvo, porta in vantaggio il Lascari Cefalù. L'esultanza con le mani alle orecchie per Peppe Fazio, sempre più trascinatore del Lascari Cefalù. Ma attenzione a questo calcio d'angolo, la palla smanacciata e poi l'intervento ai danni di Cosentino. Il direttore di gara non ha dubbi, rigore di qua, rigore di là. Le proteste da parte dell'Ascari non servono a nulla, perché dal dischetto si presenta per la terza domenica consecutiva il capitano della Don Carlo Misilmeri, Stefano Cerniglia, il quale realizza ancora una volta glaciale, come a Marsala, come contro il Casteldaccia, quarto gol in 3 partite per il numero 8 della Don Carlo, che pareggia al minuto 30, insiste ad attaccare la squadra di Tommaso Napoli con questa palla che balla nell'area del Lascari. In qualche modo cerca di mantenere l'attacco vivo la squadra ospite, poi esce male Crisafulli, la palla arriva dalle parti di Ricciulli che spedisce la palla in orbita, poi ancora insiste la Don Carlo con questo attacco, conclusione da parte di Tripoli e palla che prende aria alla sinistra di Crisafulli. Ultimo attacco tentato dalla Don Carlo, ma il direttore di gara fischia alla fine del primo tempo sul risultato di 1-1. Le proteste dei giocatori ospiti che volevano continuare l'azione, volevano avere quantomeno il calcio d'angolo. Con le immagini passiamo alla ripresa con questa azione delle Lascari, il tentativo di Gambino bloccato bene da Di Salvo che cerca di rimettere subito in gioco l'azione, ma è splendida la ripartenza della Don Carlo. Minuto 61, con la palla che arriva in mezzo c'è Silvio Tripoli che quando vede Lascari va in gol. Era andato in gol all'andata di Coppa, è andato in gol al ritorno di Coppa. Cala il tris, non c'è 2 senza 3, ma in realtà cala l'1-2 micidiale della Don Carlo, che qui insiste ancora con gli attacchi sull'out di sinistra. La palla arriva all'indietro, conclusione respinta da parte di Crisafulli che poi compie un vero e proprio miracolo, come stiamo per vedere da questo calcio d'angolo. C'è il colpo di testa di Capozzucchi, miracolo assoluto del portiere dell'Ascari. Qui ultima azione della partita, il calcio di punizione di Vallavardera che non coglie lo specchio della porta, ma riesce a tenere il gol di vantaggio da Don Carlo, perché su questa rimessa il direttore di gara pone fine alla partita. Quinta vittoria consecutiva per la Don Carlo Misilmeri. Da Sportisili è tutto, alla prossima.